Titolo: Regalbuto o Consuolo. Quando era Nico entra nella casa del paese c'era punzato un morto, nella famiglia c'era tanto dolore e tanto sconforto. Lacrime tante e pensieri pesanti. Un funerale, un posto a Camposanto, a casa aperta a tutti il polutto, almeno per 3 giorni. I piccirilli, muti e rispettosi, tagliamo i ranni ed erano spagnati. Nei momenti era un dovere mostrare a tutti, specialmente ai cortigliari, che una famiglia seria e rispettosa ha tutto per pensare, tranne a cucinare. Meno male che a Regalbuto c'era una bella tradizione che salvava tanta gente al lutto di patire la fame. Si chiamava il consuolo. Tutti i parenti stretti e gli amici più cari, oltre ai comporti e alle preghiere, portavano attorno una famiglia a lutto tanto mangiare. Di mattina latte, caffè e biscottina. A pranzo pasta di casa contata con lo sugo, carne cucinata in tutti i modi, vino, cannola e frutta di stagione. Di sera a cena pasta col brodo che badduzze d'india, verdura cotta con tanto uogli di casa, pollo vogliuto con patate cotte e fritte, vino di casa e tanta frutta fresca. Nei momenti l'occhio ciancia e il cuore era addolorato, ma lo stomaco di tutti, specialmente dei cornichi, era beato. Dopo tanti anni, prima di dormire, pensa ai morti e reciti preghiere. Ma c'è una cosa che non mi posso scordare. Sento una vucca, eppure nello naso un sapore o profumo delle cose di mangiare che amici e parenti ne portavano dopo un funerale.